Questa è la storia della colonna di Piazza della Frutta, ci troviamo a Padova. Costruita nel Medioevo, la colonna del Peronio condivideva il nome con questa piazza, che un tempo si chiamava Piazza del Peronio. Il nome Peronio deriva forse dal latino perones per intendere che qui venivano vendute calzature in cuoio, oppure usato come per la piazza principale di Vicenza per dire insieme di aree di proprietà pubblica. La colonna si ipotizza che venisse usata come sostegno per dei tendoni che andavano a riparare il mercato, o come segnaposto per la disposizione quotidiana dei banchi, garantendo che il tracciato del mercato rimanesse ordinato e che lo spazio per il passaggio dei carri venisse rispettato. La base, il fusto e il capitello sono realizzati in trachyte uganea, roccia vulcanica proveniente dai vicini colli uganei che veniva trasportata con barche tramite il canale Battaglia, resistente e molto utilizzata in città, mentre il pilastro e l'obelisco sopra sono in pietra d'Istria, materiale molto utilizzato dalla vicina Venezia. Ai quattro angoli del capitello, al posto delle volute classiche, sono scolpite una zucca, una palma, una mela cotogna e un albero di pere, probabilmente per sottolineare che qui si vendeva frutta e ortaggi. Invece sul pilastro in pietra d'Istria sono scolpiti il primo vescovo di Padova, San Prosdocimo, lo stemma della città e un'iscrizione in latino che riporta trasferita dalla piazza un tempo chiamata Peronio nel 1809 quando era podestà Gaetano De Onestis. Infatti nel 1809, quando Napoleone era all'apice del suo potere e Padova era parte del Regno d'Italia subordinato all'impero francese, la colonna venne spostata in Prato della Valle, vicino all'incrocio con via Briosco. Qui resterà fino alla metà degli anni 90 del Novecento, quando ritorna alla sua posizione originale grazie all'intervento dell'architetto Adriano Verdi. La colonna del Peronio nel 2017 ha ricevuto un attento restauro conservativo per rimediare all'usura del tempo e proteggerla dagli effetti dell'inquinamento.